Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Io sono sceso dai 2002 ai 1900, sì. Sì, io sono sceso dal 2002. Madonna, 2376! Minchia! Minchia! Ragazzi, allora qui io mi sa che questa partita ve la commento alla fine perché... Porca troia. Difficile. Dove dovrei essere meno sboccato in live. Ok, io gioco questa con questa idea. Già lo giocai una volta. Presa, cavallo F5. La giocai una volta al Title Thursday per i più accaniti. Oh, bella, bella a te. Che si dice stanco, però felice. Quindi va bene così, va benissimo. Io sono un bel momento, direi. Ragazzi, io vi dico questo, non voglio essere quello che va a motivare più del necessario. Oddio. Vabbè, lo dico dopo, va. Sto pensando. Ok, donna B6 e attacco B2. In realtà D4 è come se non l'attaccassi. Ok. Qui ci sono diverse opzioni che potrei avere. Però mi sa sì che scelgo cavallo per E3. Cavallo per E3 è... o alfiere B4 e poi alfiere D7. Oppure cavallo B4. O forse alfiere D7. Ci sono davvero un sacco di opzioni qui. Ok, facciamo così. Alfiere D7. E poi gioco alfiere 7 perché lui ora si arroccherà. E io devo stare molto attento su... su... Ok. Devo stare molto attento, dicevo, su cavallo G5. Anche se così quasi quasi giocherei prima alfiere B4 e su arrocco H6. Perché avvocato mio non mi fa impazzire. Per niente. Maestro, ma dai, sono contento, non mi fai un sacco strano, vabbè, ci sta bene, ma strano veramente. E pensa a quelli che mi hanno visto crescere. Ciao Donevol, come stai? Almeno ci vediamo in live. Comunque, come mai questi orari? Perché abbiamo deciso, cioè, da quello che ho visto, ormai so cosa le chiamano professore. Comunque, bellissima quella la storia, bellissima, bellissima, spettacolare. Bravo, sono fiero di te. Mi hai spaccato dalle risate, mi hai fatto proprio morire. E la cosa è che stavo facendo lezione, capito? Quindi questo era il problema. Io lo devo chiudere Instagram. Lo devo chiudere. Perché... Ah, H6. H6. H6 la devo fare qua. Geniale, geniale. Geniale. Lo so che mi citi. E che nel mentre c'è eh, quel tizio che mi fa l'imitazione che dice è tutto geniale. Lui imita alla perfezione io però. Allora, te ci sei. Ci sta. Comunque,
Che ti dicevo, Donevol, niente, alla fine, ragazzi, questo lo annuncio. Io penso che i miei orari di streaming fissi siano il lunedì sera e il giovedì sera. Penso di sì. Poi non so perché ora, settimana prossima, inizierò un PON. Comunque, ma come poi Francesco, ma durante le nostre lezioni io ho sempre avuto la barba, perché ti fa strano ora? C'è Alfiere B5, ma su Alfiere B5 io reset raggio... B. Ok. Cavallo C4? No. Mi arrocco. Mi arrocco. Ok, a posto. Non lo so, sì, mi arrocco, mi devo arroccare, penso. Vai, vai, ora la leggo. No, dicevo, ma perché ti fa strano? Cioè, ci ho riflettuto ora, ma in effetti io... Tu mi hai conosciuto con la barba, credo. Perché era molto più comodo. Da 2 settimane? Una. Perché quella è stata l'altra. L'altra non ci siamo visti? Allora, se faccio alfiere C4. Cavallo per, donna per, donna... Vabbè, allora mi sa che vado di torre B8, B6, 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 C4, cavallo per, alfiere per, torre C1, B5, donna per B5, sì. Ok. Lunedì saranno due, diciamo. Ah, 1 e 4 giorni. Ok, ok, ok. Hai ragione, hai ragione. Vabbè. Quindi ragazzi, comunque vi annuncio che per... Penso sì, 2 settimane non ci saranno live. Credo, eh. Però non lo so. Io penso che comunque al torneo, per il sì e per il no, le cose me le porto per fare live, perché mi mancate, mi manchereste, quindi non posso rinunciare alla vostra simpatia. Ok, gioco. Anche se un cavallo C4 intermedio qui ci potrebbe stare. Sì, esatto. Posizione molto buona. Sono contento. Poi vediamo cosa succede, però per ora è buona. Mi può preoccupare solo, ragazzi, secondo me un torre F6 in futuro. Tipo, per chi la volesse vedere, ve la scrivo questa partita ora. La Fischer Banco del... Non mi ricordo di che anno. Bellissima, bellissima, con un torre F6 spettacolare. Nel caso appena finisce sta partita, più che torre, ma infatti, cioè, è molto buono. Però comunque lui, cioè, nel senso ci sta provando, ci sta anche questo piano. Questa in realtà potrebbe essere anche un'opzione, eh. Un po' folle, però non è così male. Vabbè, gioco donne 7. E allora facciamo questo piano, mi sa. Cioè ci provo, nel mentre attacco a 3. Ok, il mouse va perché io qui ho paura che finisca molto insight, no? Ah, ok, lui mi dà il pedone. Io me lo mangio. Direi. Dove sta minacciando?
Ma sei a gioco tipo. Cazzarola tosta. Perché su donna B2 per cambiare le donne mi gioca alfiere C2 e prova. Ma no, che sto dicendo? Donna B2 poi. Ah no, cavalla 3, c'è alfiere H7. Tu ti dai un minimo. Ho una scelta pratica in mente, perché il suo piano mi fa veramente paura. Il fatto di avere tutto il centro bloccato mi impedisce di reagire. Vabbè. Facciamo così. Allora, lui andrà senza problemi, credo, con alfiere D3. Invece no. Che F5. Eh, eh, il mossone, non l'ho visto completamente. Bella, bravo, bravo. Zero, vista zero. E vabbè. Peccato. Sto per D5. Sto al filo D5. È una cazzata. Vabbè, lui ha trovato qui la mossa migliore. È stato molto bravo. Cazzarola, mi dispiace. Allora, qui se non è preciso comunque rischia. Ci si prova. Risolvo la casa 4, mi faccio cavallo F1. Però basta un don F7 e non credo ci siano problemi qui. Esatto. Sono vedo se forse c'è anche un 8. Peccato. Peccato alfiere D5. Peccato. Vediamo che avete scritto che non vi leggo da un po'. Vita. Sacrifica la torre.
Lui è stato anche molto preciso, bravo. Chissà se si accolla la rivincita. È forte, questo è davvero forte, non perdo per tutte minchiate mie. Che è successo? Mi si è... No, 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 mi si è fulminata la lampadina. Sono al buio. Sono al buio. Minchia, di nuovo con Aquarius. No, no, a questo punto, ragazzi, qui c'è concentrazione massima. Minchia, giusto giusto questa, ma la devo ripassare. Questo mi gioca il coso. Mi gioca lo Stanford ora. No, classico. Aspettate, cerco di rimediare perché qua non mi vedete. Ah, ok, ok, si era svitato, perfetto. No ragazzi, senza questa cosa... Ora mi è partito il mouse. No, 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 ma infatti è una questione di principio. No. Ah, va bene, ok. Non gioco questa variante da un botto di tempo però. Ah ragazzi, qui vi dico, sto giocando con uno che sicuramente secondo me è del mio livello. Almeno. Poi però siccome non ha il titolo riconosciuto dico vabbè, magari fino a un certo punto. Sicuramente. Sapete, il livello dipende anche dalle cadenze. Io credo comunque di essere, di valere più o meno lo stesso, però... Cioè... mm, perché non Alfiere 3? Vanno bene entrambe. Mi piace di più Alfiere F4 perché vado a giocare su E5. Lui comunque sta giocando in modo corretto. Qui vado con H4. Mi ricordo se è la principale. Su A4 faccio A3. Ok. F3. F3, H6, cavallo. Sì, ci sta. Va bene. Comunque, peraltro è Italia e Brasile, per gli appassionati. Sì, sì, è la sono entrambe principali. Sia quella che l'altra. Ok, io qui questa la posso giocare. Esatto. Forse posso fare anche H5? Alfiere per G5, H per G6, fiere per F4, donna per F4, F per G. Puff. Io non mi sentirei a mio agio a giocare questa variante da nero, però... No, cavallo H3, alfiere per H4,
File per H6. Ci per H6 donna per. Sto minacciando che l'F4 sembra molto forte. Cioè non so come si possa parare. Invece su H5. Invece su H5. Piede per. Che per. H per. Ok, H5 credo che vada bene. Perché allora se lui mi gioca alfiere per, gioco H per, alfiere per F4, donna per, minchia aveva in H7. Cazzo è tosto. Va bene, vado di istinto. Fiere per, donna per, F4, donna. No. Vabbè, porca. Vediamo se mi prende lampo in H4. Secondo me fosse anche G5, però non sono sicuro. Forse G5. Su H5 non c'è il fiere per C2. Ma guarda, il fiere per C2. Sì, può essere che ci fosse, non sono sicuro. Devo giocare G5. Però cioè non era il problema, non era un problema. Ok, torre A5, ma nel senso. Gioco G5 c'ha cavallo 6 intermedia. G5, cavallo 6, G per, cavallo per, donna per. Ok, va bene. Sono andato, posso fare alfiere 3. Buonasera maestro, sono Lorenzo. Ah, ciao! Ciao, mi ricordavo che tu ti chiamassi su Twitch proprio con nome e cognome. Ciao, ciao, bello vederti. È finita la bella vita qui, eh? Ogni volta io giocavo lampo, commentavo nel mentre battute, scherzi, risate, e invece no. Però alla fine è bello così. Vabbè, riposizioniamo questo cavallo, visto che. Oddio, potrei anche andare in F4. Molto solida. Tu questa in realtà. Non lo so. Questo mi ispira. Ah, infatti, ok, ok. Buonasera Baccios, ciao, scusa non avevo letto.
Scusate, ma sono molto concentrato in questa partita. Ora, siccome prima credevo di stare bene, stavolta non dico niente. Ok, G6 con questo piano. La mia idea in realtà qui è per F6, non lo nascondo. Lasciando perdere F4 F5 che c'è. Donna. Ok. Non so se ha C5, sono un po' in dubbio. Potrebbe essere che ce l'abbia. Ok, cavallo F4. Torre G1, cavallo per G6. O cavallo D5, dipende come gioca. Questa è anche idea. Questo alfiere D8. Cavallo per F per G6 credo ci sia lo stesso. F6. G6, F6, G7. Donna per. Oddio. Faccio donna F6. No. Ah no, questo c'ho. Credo. Che minchiata, ragazzi. Forse, non sono sicuro. Non ho visto una cosa facile. Cioè, la sua cosa era che c'era alfiere 5. Ora, in questa posizione specifica, forse, e dico forse perché non sono per niente sicuro, cioè, c'è donna e 8 e vince. Cazzarola. Mannaggia. Il mio problema è che qui penso troppo. Forse devo aumentare la cadenza. Forse devo mettere 5 secondi in più. Perché sennò non ce la faccio a giocare questa partita. Donna D8. Questa. Ok. Donna D6. Minchia, c'è la torre sotto. Bravo. Bravo. Tutto preciso. Due brutte partite. Oddio, belle in realtà. Però Aquarius mi avevi sfidato. No, vabbè, a questo punto 2-0. La rigioco. Me la rigioco. Non ti perdonerò mai. Sì, c'è la donna 7. Io li rigioco la stessa variante. Vediamo un po' se cambia. Andiamo a fare B4, ovviamente pensavo prima.
No, ma non penso sia stato di 8 il problema. Il tuo problema era dove perdi 6. Cioè, Don F6 perde. Io credo che se non faccio Don F6 e gioco, mettiamo caso. Boh. Ehm, Anche cavallo per H5, la mossa che avevo pensato un sacco, con G6 G7. Cioè, è già meglio, già meglio. Ciao ribalta pezzi. Mm, no, perché in questa posizione. Che no, donna B6, no, non ce l'ho. Perché in questa posizione riprendo e poi gioco alfiere 6, alfiere 7 e niente, cioè vado ad attaccare. Vado ad attaccare con G5 H5, scusami, mentre sto pensando. Eh, ok, potrei fare cavallo H4 qui. Non è male, non è malissimo. Si è presa F5. Ok. Vediamo se così va. Sto provando qualche cosa che avevo visto nell'altro, tanto. No, no, ci può stare, ma in diverse idee della francese. Con questa cosa, sto piano, appunto, ti dicevo di prendere e poi giocare in quel modo. Ci sta molto. Ci sta molto, sì. Poi è aggressiva, nel senso, può succedere che te la prendi al contrario, capito? Ok, B4, direi A5. Qui gli pianto un torre C8 intermedia, senza dubbio. Sì, prova a cambiarlo. Adesso che c'è B5. Che poi esco sempre in posizioni comunque che mi piacciono, però cioè lui la sa. Chissà se uno è un altro che sta facendo la speedrun, tipo un GM sta facendo la speedrun, perché gioca molto bene. Non che stia dicendo che per battermi ci vuole il GM, completamente no. Però devo dire che mi sta sorprendendo. K3. Idea di fare G4 forse? Anche se qui ho un F4 interessante. Però non mi voglio complicare la vita, voglio giocare semplice. Insomma, di un C6 in ogni caso. Faccio B4 subito. Facciamo B4 subito. Facciamo B4 subito. Comunque l'alfiere in C8 nella francese spesso piange, ma piange, piange, piange e poi muore. Cioè, molto triste. Ma io qui senza paura mi vado a giocare il finale.
Ho qualcosa su cui giocare, quindi andiamolo a giocare così. Esatto, esatto. Stasera con Boraso abbiamo fatto, cioè, ho fatto sto match, no? L'avevo detto prima. Come mai entro in un finale? Perché accetti la patta? No, voglio giocare. Mm, perché mi piace questo finale. Io ho questo piano in testa comunque. Vabbè, ok. Ora gliela offro io la patta. Ah, avevi dato? Dai. La cosa è che, cioè, sembra nessuno si può prendere i rischi qua. Questa posizione. Ora, qui la domanda è, se cambio tutto, com'è il finale? Che io comunque ho una debolezza, e lui non ne ha. Se presta intanto qua, poi G3. Stavolta mi sa che gli accetto la patta. Ok.
Che non vedo niente. Cioè, non lo so. Sì. Vabbè. Vabbè. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!